giù. Comunque la giuria le ha attribuito 4 penalità per la volta che ha dovuto necessariamente fare. Fa parte delle esperienze che i nostri giovani cavalieri proprio in questa occasione fanno in un concorso nazionale, in un concorso ufficiale. Alberto Sclauser adesso, il vincitore dell'assoluto di oggi, è salito al gradino più alto della categoria più alta per ricevere la medaglia d'oro. È in campo adesso con un secondo cavallo, si tratta di Don Lando. Un cavallo giovane, un cavallo dell'italiano del 2005, pertanto altro percorso di esercizio per Don Lando. E allora complimenti anche dalla giuria per questa performance di Sclausero. Lo abbiamo applaudito presentemente. Questa era